Ci siamo? 1, 2, 3, via. Dove erano anche presenti missili di lunga gittata, ecco, mettiamola così, al tempo della guerra fredda. Ecco, quella base poi è stata passata dal demanio militare al demanio regionale. Qui Veneto Agricoltura ha fatto una riqualificazione, ora tutto il territorio è bonificato. Oggi si inaugura l'hangar del Cansiglio, un hangar che sa di legno, un hangar che sa di pace. In un momento così difficile, ecco, per la montagna veneta, però c'è una reazione, qui Veneto Agricoltura inaugura l'hangar. Beh, è un momento difficile, però siccome i veneti sono abituati a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, è proprio il contesto ideale per dire rialziamoci da questo Veneto in ginocchio con questo tipo di inaugurazione che diventa anche un messaggio importante per Belluno ma per tutti i veneti, perché recuperiamo dal punto di vista strutturale questo hangar mettendoci del nostro, mettendoci assolutamente risorse importanti, ma soprattutto dando anche un segnale che questo sia il punto di partenza non solo per la piana del Cansiglio e quindi per questa nuova struttura valorizzata, importante, ma anche un messaggio per tutti i veneti appunto in questo momento particolarmente difficile dal punto di vista atmosferico e meteorologico. Oggi appunto mettiamo a disposizione di tutto questo comprensorio e quindi di tutti i comuni e non solo quelli legati alla piana, di una struttura che avrà molteplici funzionalità e opportunità di crescita per far conoscere questo territorio, come ha detto giustamente il sindaco, che questa non diventi o non resti una riserva naturale, ma diventi un luogo dove si mantenga l'aspetto naturalistico ambientale, ma si colgano tutte quelle occasioni ed opportunità che ci sono dal punto di vista socio-economico e perché no del turismo. Oggi mettiamo un altro tassello, quindi io vedo in questo periodo, un punto di partenza dove Veneto Agricoltura, braccio operativo della Regione Veneto, sta dando segnali importanti che diventano segnali importanti non solo per il territorio ma anche per l'intera popolazione veneta, in questo momento vicina alle popolazioni bellunesi. Sostanzialmente la sintesi di un percorso di recupero dell'area del Cansiglio dove si respira legno e dove si respira pace. Si respira legno perché tutto quello che c'è dentro e fuori questa nuova struttura è tutto legno, quindi siamo nel mezzo della foresta del Cansiglio e abbiamo cercato di riportare il segno della foresta anche all'interno dell'hangar. Difatti tutta la struttura, tutto l'arredamento di questa struttura è fatto tutto in legno che arriva dal Cansiglio, in particolare faggio, con una soluzione particolare per quanto riguarda le pareti. È un faggio che ha dei colori che ricordano il noce, che possono ricordare altri legni anche più pregiati, e un pavimento che sono le assi del Cansiglio, quel marchio che è stato sviluppato assieme ad Itlas, che produce questo pavimento in legno particolare con faggio del Cansiglio, quindi si respira dentro e fuori l'aria del Cansiglio. Stiamo investendo dei soldi per quanto riguarda la nostra falegnameria, abbiamo dei progetti che stiamo portando avanti con i sindaci della zona per le asfaltature delle strade interne, progetti che riguardano i parcheggi, cercare di fare un po' più di ordine sulla grande massa di turisti che nel periodo di alta stagione visita il Cansiglio e il parcheggio è molto disordinato. Stiamo investendo importanti risorse anche per quanto riguarda la sistemazione di Casa Vallorca, che come sapete ha preso fuoco un anno fa e contiamo entro Natale di poter terminare i lavori. Insomma, ci sono molte attività che stiamo portando avanti per qualificare e per sostenere questo territorio che secondo noi è sicuramente uno dei più belli, non del Veneto ma d'Italia. Beh, indubbiamente questa realizzazione sul territorio mancava direi a livello alpago, non solo per quanto riguarda il Cansiglio, quindi è un motivo in più per valorizzare questo territorio. Cosa vi aspettate di più da Veneto Agricoltura?
Beh, da Veneto Agricoltura credo che continui a seguire dal punto di vista ambientale quello che è il nostro territorio, continuare quella collaborazione che ci vede vicini per anche quell'aspetto turistico che è importante, perché credo che il territorio viva nel momento in cui è frequentato. Quindi quelle idee che ci sono per quanto riguarda la realizzazione di ulteriori parcheggi piuttosto che della gestione del territorio, penso sia necessario continuare a farlo assieme, gli enti locali, Veneto Agricoltura, la Regione nel suo insieme. Sono 10 anni che lavoriamo per questo risultato, cioè da quando, grazie all'azione dell'allora Ministro del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dottor Luca Zaia, siamo riusciti ad avere la consegna provvisoria del bene alla Regione Veneto, al demanio della Regione Veneto e quindi conseguentemente a Veneto Agricoltura. L'area era particolarmente degradata con fabbricati fatiscenti, con recinzioni che ne impedivano l'accesso e adesso è stata restituita alla comunità grazie a una serie di progetti il cui importo complessivo si aggira sul 1,5 milioni di euro, quindi sono stati degli sforzi importanti che la Regione ha fatto. Da ultimo questo hangar che ha la finalità di essere proprio al servizio del territorio per vari scopi. È una struttura che potrà essere utilizzata dalle scolaresche anche in caso di pioggia, perché non c'è mai stato qui un punto dove i ragazzi, se piove, possono anche mangiarsi il pranzo al sacco, potranno avere le informazioni sulla guerra fredda, potranno quindi apprezzare il Cansiglio dal punto di vista naturalistico ma anche dal punto di vista storico e culturale. Questo hangar ha le assi del Cansiglio e ha il legno del Cansiglio. E in un ambiente così, dentro una foresta così, non poteva che esserci il legno della stessa foresta, quindi è un onore aver potuto mettere le assi del Cansiglio in questo hangar. Che cosa ha di particolare questo legno del Cansiglio? Lei conosce i legni? Normalmente questo è un legno che cresce a 200 metri di altitudine. Crescendo a questa altitudine cresce molto più compatto, questi faggi sono molto più piccoli se vuoi come diametro, come dimensioni, ma molto più compatti come legno, molto più duro. Ecco, questo faggio supera addirittura la durezza del rovere.